E credo che tutte e due sono diritti umani fondamentali, no? La libertà religiosa e la libertà di espressione. E non si può, ma pensiamo, lei è francese, andiamo a Parigi, parliamo chiaro, non si può nascondere una verità, no? Che ognuno ha il diritto di praticare la sua religione, la propria religione, senza offendere, liberamente, e così vogliamo fare tutti. Secondo, non si può offendere o fare la guerra, uccidere in nome della propria religione, cioè in nome di Dio. A noi questo che succede adesso ci fa un po', ci stupisce, va? Ma sempre, pensiamo alla nostra storia, quante guerre di religioni abbiamo avuto. Lei pensi alla notte di San Bartolomé. Come si capisce questo? Anche noi siamo stati peccatori su questo. Ma non si può uccidere in nome di Dio. E questa è una aberrazione. Uccidere in nome di Dio è un'aberrazione. Credo che questo è il principale sulla libertà della religione. Si deve fare con libertà, senza offendere, ma senza imporre e uccidere. La libertà di espressione, ma ognuno non solo ha la libertà, ha il diritto, anche l'obbligo di dire quello che pensa per aiutare al bene comune. L'obbligo. Se pensiamo un deputato, un senatore non dice quello che pensa sia la vera strada, non collabora al bene comune. E non solo questi, tanti altri. Abbiamo l'obbligo di dire apertamente, avere questa libertà, ma senza offendere. Perché è vero che non si può reagire violentamente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno. Ma è normale, è normale. Non si può provocare, non si può insultare la fede degli altri, non si può prendere in giro la fede.